Buonasera e benvenuti. Anguli, l'uovo cosmico e la Sardegna è un percorso ideato da me e Cinzia Carrus. Un percorso di riscoperta della Sardegna come uovo cosmico, come uovo del mare. Ci accompagna Cinzia con le immagini del ciclo Ontogenesis, con infiniti livelli di lettura, e con i dittici Imaginal Stage e Abba, il diluvio, che avete intorno a voi. E vi accompagno anch'io. Infatti, con alcune delle opere che ho realizzato in collaborazione con Alfonso Canfora, nell'ambito del progetto artistico Sasartiglia, ho creato le installazioni Anguli, che ho alle mie spalle, e Abba, composta dal trittico Equinozio, che ho alla mia destra, e dalle opere Delta L, Maizzola e Abba, appunto. E ci accompagnerà anche Salvatore De Dola questa sera, che è il nostro gradito ospite. Dunque, Salvatore è prima di tutto un glottologo, quindi un linguista. Si è laureato in glottologia con tesi sulla lingua gotica e inoltre ha scritto diversi libri in qualità di geografo ambientale. Salvatore in alcuni di questi libri ha descritto la sua traversata a piedi della Sardegna, da nord a sud e da est a ovest. Stasera è qui in veste di relatore della conferenza dal titolo I 9 nomi di Dio in Sardegna. E il tema sarà analizzato da un punto di vista particolare, quello delle etimologie. A questo punto è necessario che conosciate sia il metodo di Salvatore che anche la sua tesi. Nei suoi studi mette a confronto i due macro settori linguistici, quello indoeuropeo e quello semitico, con questo metodo. Partendo dal lemma attuale, si discende tutta la trafila dei confronti lessicali fino al più arcaico lemma che possa confrontarsi con quello sardo di partenza ed esamina quindi i dizionari e le grammatiche delle lingue italiana, spagnola, catalana, antico-italiana, bizantina, latina, greca, egizia, araba, ebraica, fenicia, ugaritica, assira, babilonese, accadica, sumerica, ittita, sanscrita, delle lingue celtiche e così via, per un totale di oltre 22 dizionari. Ed è così che ha dimostrato che lo zoccolo duro del lessico sardo attuale affonda per oltre il 60% nelle lingue semitiche. Ne consegue appunto che le basi arcaiche e antiche della lingua sarda sono appunto semitiche. Perciò la lingua sarda attuale, come la lingua ebraica e quella araba, non è mai morta. Ed è insieme a queste la più antica del mondo. Poiché la Sardegna non subì mai alcuna invasione né colonizzazione dai popoli medio orientali, va da sé che nei tempi preimperiali, precristiani, la base delle lingue mediterranee, e specialmente la base della lingua sarda, era semitica ab origine. Semitica nel senso che apparteneva ad una comunanza linguistica preistorica che abbracciò l'intero Mediterraneo, e che noi oggi chiamiamo semitica solo perché certe banche dati lessicali e certi testi scritti sono riapparsi alla luce dopo millenni nei territori che noi oggi chiamiamo appunto semitici. Salvatore distingue tre grandi cenosi linguistiche. Una prima cenosi che è datata circa 100.000 anni fa, almeno 100.000 anni fa, quando il linguaggio si esprimeva per monosillabi, quindi la nascita del linguaggio. Una seconda cenosi linguistica comune a tutti i popoli del Mediterraneo, senza che si possa però individuare un focus originario, perciò si parla una lingua pan-mediterranea condivisa appunto anche dai sardi. E una terza cenosi linguistica che vede la comparsa della lingua greca in Oriente e del latino in Occidente. In questo contesto, Salvatore ci parlerà di monoteismo precristiano in Sardegna e di quali tesori la nostra civiltà conservi dal passato più remoto. Accogliamo Salvatore De Dola. Dicono che è latina. Deu in Sardegna noi indichiamo appunto Dio, però questa è parola sarda e mediterranea. I latini se ne appropriarono, loro la chiamarono Deus, i greci Zeus, i sanscriti Deva, eccetera. Deu, come vedete dalla descrizione, deriva dal sumerico de, creare, universo. Significa
creatore dell'universo. Come vedete è un attributo, non è un nome proprio. Ecco, ed entriamo immediatamente in alcuni modi di dire sardi, a che si capisca perfettamente qual era la profondità del nostro pensiero. Noi abbiamo 3 parole che utilizziamo continuamente. Balla, la ritroviamo in frasi del tipo balla su cane meu comprende tutto a sarziade socru, oppure balla itte femmina bedda, ecco, e cose del genere. Come vedete, questo balla è una esclamazione che è riferito in genere a frasi belle, non a frasi brutte. Cioè non si intende per balla la fucilata, sischibusata, detto a Sasarda. Non si intende quello, è una parola estremamente antica. Balla, vedete, deriva dal dio Baal, attestato ovunque in ugaritico, in amorrita, in babilonese, in accadico, dappertutto. E ovviamente anche in Sardegna, era onorato a Cartagine e in Sardegna, stando agli archeologi, dal V secolo a.C. Vabbè, accettiamo quanto dicono gli archeologi, dal V secolo a.C. Comunque sia, questo balla ce lo portiamo almeno da 2500 anni appresso. Il nome di Baal appunto fu espanso, ce lo ritroviamo in Sardegna per esempio a Palau, a Balai di Sassari, Ballao che si chiamava Balai anticamente, a Punta Palai nella catena del Marghine, presso il santuario di Nostra Senora de Baluirde o Paluirde, la Madonna di Valverde tradotta all'italiana, ma è sempre Baluirde, che significa Signore, base del cielo, letteralmente. Signore è Baal, Baal, insomma, significa Signore. Andiamo ad Ello. Ello è un'altra frase sarda. Ello ite benis, e allora vieni. Ello Andrea, ita ti cres. Oh Andrea, ma chi credi di essere? E muzzere tua, come ti stata? Ello. Come dire, sta bene, grazie a Dio. E le nocche sese. Allora sei arrivato. E le dunque si te custu. E perdiana, che cos'è questa faccenda? E così via. Questo Ello è un altro degli epiteti, dei nomi di Dio, che noi in Sardegna l'abbiamo sempre avuto, un epiteto. El era il Dio di Abramo, in ugaritico si diceva El, in fenicio Ilu, ogni popolo usava la E, la I, la A, adesso lo vedremo, in accadico El, Elu indica proprio il Dio Supremo, come presso gli ebrei appunto. Ellu deriva da Ellu, in accadico, Ellu significa limpido, puro, cioè Dio era la purezza, la trasparenza totale, ciò che di più puro c'è nel cielo e perciò nell'universo. Quello era Elu. Arriviamo alla terza esclamazione che usiamo in Sardegna. Partiamo dalla parola inglese God, anglosassone. In antico alto tedesco Gott, in tedesco Gott, Dio. Deriva dal babilonese Gattu, che significa immagine di Dio, forma, figura, statua di Dio. In accadico ugualmente Gattu, Kattu, in egizio Katz. E ci avviciniamo alla nostra parola, forma del Dio Sole significa in egizio. In sardo abbiamo Katsu. In antico islandese abbiamo Gud, idolo, significa. Questa parola fa capire che nel Medioevo immediatamente i preti cristiani mutarono il significato di God in idolo.
Però in Sardegna è peggio ancora, perché c'è rimasto per esempio l'esclamazione cazzo diavolo, cioè quella lì, la figura di Dio non è altro che il diavolo. Questo fu imposto ugualmente dai preti bizantini in Sardegna, perché ne hanno combinato di cotte e di crude per distruggere la religione antica, e ci troviamo appunto a questa situazione. In Sardegna di epiteti di Dio siamo pieni. Per esempio Santuani, cioè San Giovanni si dice, no? Il 24 giugno. Nel sud Sardegna viene chiamato Ani, Santuani, e viene dal dio Anu, il dio sommo dei Semiti, che anche questo è un epiteto, deriva dal sumerico An, cielo, luce, splendore, in egizio Ani, che però indicò esplicitamente il dio Luna. E noi in Sardegna ce lo conserviamo ancora, questo Santuani, il dio Anu, ce lo conserviamo nel cognome Anu. E allora arriviamo alla Luna. Come vedete deriva dal sumerico Lu, divampare, Nu, creatore. Perciò significa Luna, creatore luminoso. Tenete conto che veniva maschilizzata la Luna dai Sumeri, colui che ha la potenza. Questo è il significato di Yaku in Sardegna. Gioele, nome ebraico. Yoel, cioè Yahweh e El. Giugli, anche questa è una corruzione dell'antico nome Gioele, cioè che era notissimo ai preti bizantini come nome greco e sapevano benissimo cosa significava. Da noi fu detto Giogli in Sardegna e fu tradotto sempre dai preti bizantini come Giorgio. Guardate la contraffazione. Invece no, Giogli significa Gioele, cioè Yaku è proprio Dio, è Dio medesimo. Questo significa in ebraico. Andiamo a un altro epiteto, perché sto parlando sempre degli epiteti, perché nomi di Dio non esistono. Esistono gli epiteti di Dio. Nanna ce lo ritroviamo come Dio Luna già presso i Sumeri. Gli Accadi invece lo chiamavano Sin, Suen, Sin, alla fine poi parlerò di Sin. Loro lo chiamarono anche Nannaru, in termini affettuosi, da cui abbiamo Bonnannaro, e poi abbiamo Sugarru e Nannai, che significa il tuono in Sardegna. Per esempio a Oristano so che dite, per il Sugarru e Nannai intendete il tuono, perché Nanna, il dio Luna, era anche l'adunatrice o l'adunatore delle tempeste, e perciò quello che determinava anche il tuono, i fulmini, eccetera. Portava l'acqua, insomma. Orca, Orcu, che era sempre la dea Luna, dall'accadico Urku, Luna, grande madre dell'universo. Noi ci ritroviamo, guarda caso, dall'Alto Medioevo in poi, la parola orco, che ha tutto un altro significato. Non il dio o la dea luminosa che getta luce sul mondo, che governa il mondo, che fa nascere, che fa rifiorire la natura, ma è capovolto, e l'orco e l'orchessa sono due esseri che stanno nelle tenebre, dentro i nuraghi, che prima erano gli altari del dio Sole e sono diventati gli altari delle tenebre, dentro i nuraghi, dentro le tombe dei giganti o dentro le fratture. Infatti le fratture per esempio del Supramonte. L'orco, secondo i preti bizantini, doveva essere non più la dea Luna ma un essere malefico. A Morgongiori, sapete, c'è la Santa Suina. In realtà è sempre la dea Luna, nel Mediterraneo chiamata Suin, Suen e poi Sin. La dea Luna, Santa Suina. E perché fu chiamata Santa Suina? Perché c'era la vicinanza, la possibilità di identificarla con la porca Kunsasua, quella che in italiano viene chiamata una troia, e perciò questa Santa Suina era il peggio possibile
della denigrazione dell'antica religione. Però negli ultimi secoli, tanto per indorare la pillola, i preti hanno iniziato a dire che questa suina bisogna smetterla perché in realtà è una corruzione di Santa Sofia.